Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da domenica. Che barba, 23 agosto, e che barba sì, uno perché 3 giorni che non me la faccio, scusate, 2 perché domani si ricomincia tutto. Questa è la notizia agghiacciante. Dopo un po' di giorni di riposo andiamo subito a bagnare per una rasatura in una giornata calda ma fresca, algida, sole bianco, crollo dell'umidità anche sulla costa tirrenica. E mentre vi lascio, senza tagliare naturalmente l'inizio del primo bagno, per riprendere un po' la lavagna, la vecchia abitudine che è stata dismessa l'altra domenica perché non mi trovavo a casa, e quindi andiamo a preparare con un prebarba Dawn of Glory by Goodfellas, regalo dell'amico Alessio Herrera dall'isola di Salina, che saluto con grande affetto, lui e tutta la sua family. È quasi finito, sono rimasto anche senza proraso perché non sono passato ad acquistarlo. Io vivo di regali, e non voglio fare Gianluigi Marianini, l'ho già detto, quello che era ospite nelle famiglie borghesi di Roma, di Torino, solo per il fatto di averlo lì, e questo però si installava, mangiava, dormiva, a casa non andava più via, solo perché aveva l'eloquio, intratteneva i salotti, insomma, ecco, aveva quella barbetta. Gianluigi Marianini, andate a vederlo. Questo è un color nocciola, un colore ambrato, un olio che Goodfellas ha inventato con le sue meravigliose, sempre solite etichette iconografiche che vanno un po' al fantasy. Andiamo a ammorbidire voi come state, se non siete già rientrati ieri con l'ondata dei cambi da sabato a sabato. Sapete che entro le ore 11 dai B&B vi cacciano fuori a calci nel sedere perché devono fare posto ai nuovi arrivati, quindi insomma mi auguro abbiate, al di là di tutto, seriamente passato buone vacanze, vi siate rilassati, abbiate vissuto lontano dalla guerra, lontano dalle news, nonostante io mi impegni a darvele perché è mio dovere raccontarvi quello che accade. Erdogan e Netanyahu, il capo, il dittatore turco, ha chiesto il mandato d'arresto internazionale per Benjamin Netanyahu perché ha fermato la flottiglia nelle acque internazionali. Mi sembra un po' come la pillola al bue che dà il cornuto all'asino. Netanyahu ha risposto: ah sì, tu sei un dittatore antisemita. Voi immaginate a che punto è arrivato lo scambio, mentre il biondo si è fatto sentire poco, dice che l'Iran è pronto a fare un accordo, lo sarebbe anche lui, ma l'Iran sbaglia i termini, quindi l'accordo non si farà. Gli Houthi non hanno sparato negli ultimi 7 giorni, insomma è stata una settimana meravigliosa quella che si conclude, quindi si riparte il 24, tutti in fila alla pompa di benzina a 2,11 € quando va bene sui tracciati stradali, in autostrada molto di più. Letterina partita da Berlino e poi supportata anche dall'Austria, dalla Spagna, dalla Portogallo e dall'Italia anche, dove Augusta Montaruli, l'unica cosa che ha detto da quando è vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia, perché questo è alla Camera, ahimè, ha detto che plaude a questa iniziativa, ovvero richiamare i petrolieri e le compagnie a pagare con i loro extra profitti i danni che stanno pagando famiglie e imprese, per non dico andare in vacanza, quanto le imprese per produrre, perché qua c'è anche gente che lavora, non c'è solo gente che bivacca e che ha tutto il tempo che vuole da passare in vacanza e quindi andare in giro col camper, andare a sciabattare col gommone, insomma c'è anche gente che torna a lavorare perché l'Italia deve produrre. In Italia la ricchezza è data dalla produzione, scusate, mi spiace dirlo, ma è così, non mi spiace per niente dirlo, lo dico seriamente. Quindi basta vite sdrogliazzati, ripartite, ricominciamo, ma non voglio chiaramente, è la mia provocazione naturalmente, questo incipit di domenica che barba 23 agosto. Allora abbiamo oggi ciotola Fabergé, perché abbiamo un sapone semimorbido, andiamo a inserire un po' d'acqua, ma andiamo soprattutto ad arricchire la ciotola, come ci ha insegnato l'amico Alessio, con questo suo prodotto fatto di olio di glicerina e acqua cosmetica, quasi neanche più di questo, guardate, cioè sono ridotto veramente male ragazzi, qua ho bisogno di comprare qualcosa, quindi saranno felici i commercianti. Finisco qua con il dare niente perché è finita, dovrei aprirla perché la pompetta dello zero che è stata riciclata per produrre questo articolo è terminata. Andiamo quindi a prendere la nostra crema, che oggi è la Paolo Barrasso, eccolo qua, il barbiere di Torino, già vista recentemente, ve la metto di lato così potete di striscio leggere le sue iscrizioni centrali. Ve lo metto per gli appassionati dei fermo immagine anche in controluce, in modo che possiate quantomeno leggere, così spero
che riusciate a leggere la composizione attraverso la mia Lumix. E con cosa ci raderemo? Qua salutiamo l'amico Cristiano di Arbor Vitae, perché dentro la Uppercut Deluxe lui fa delle ciotole molto più belle della mia. Questo è un infrangibile da viaggio, lui fa degli infrangibili fatti in resina meravigliosi. Andate a visitare il suo sito. Pennello custom navy personalizzato in resina fatta a mano, blu sintetico in Tuxedo 6, meraviglioso pennello. Prima di cominciare a immergere, anzi a roteare il pennello di Cristiano, vi porgo quelle che sono le istruzioni che voi riceverete se acquisterete i pennelli da lui. Questo è esattamente il pennello che io sto usando oggi. Ve lo lascio leggere con calma, riporta il marchio di Arbor Vitae, prodotti fatti a mano nella capitale. Quindi abbiamo Boti come fornitore del Tuxedo 6, misura nodo 26 mm x 55, altezza credo che sia 12? 112, 11 cm,2, quindi nel tubo di cartone dove troverete il vostro pennello personalizzato, con le vostre iniziali, con quello che vorrete, ne fa di tutti i generi, sono tutti meravigliosi, troverete anche il cartoncino della descrizione. Andiamo quindi a prendere questa quasi finita anche lei, qua siamo proprio ai saldi, stiamo finendo tutto, il pre-barba, l'acqua di Alessio. Andiamo a prendere un dito di crema tipo questo, che tanto di più è inutile usarlo, sapete che nelle ciotole poi viene buttato via gran parte del prodotto. Andiamo a posare sulla ciotola bianca Fabergé Maître Chocolatier del 1826, la mia ciotola impropria, premesso che è sempre divertente, si spaccano, purtroppo mi è cascata già, con buona pace del cugino Renato, che saluto in Inghilterra, non lo sento da un pezzo, il quale me l'aveva inviata come sostituzione di un'altra più grande che si era spaccata nel lavandino molti anni fa, cioè alcuni anni fa, perché gli anni sono o alcuni o molti, vedete voi che differenza c'è tra questo aggettivo. Per me sono molti purtroppo, perché avendo 60 anni, ragazzi, qua la vita fugge, non si arresta un'ora. Questo è quello che vedrete, non è un bel vedere, boh, è una roba marrone, niente di che. In viso mettiamo il dito che riporta ancora un po' di cremina e andiamo subito a montare, strizzando leggermente il pennello Arbor Vitae Custom Navy. Eccolo qua, sul fondo vedete il marchio sotto un dischetto, sotto una teca che riporta l'albero della vita di questo pennello. Il colore elegantissimo, l'ho scelto io, le curvature particolarmente accentuate in questa base sono la parte più bella. Andiamo subito a montare, sperando che il mio dito, affetto da rizoartrosi, adesso un po' sto curando con dei tutori notturni, ma cerco di non muovere l'articolazione, che la parte pollice indice. Non è bello, come le scimmie togliere i pollici, visto che siamo come loro. Comunque andiamo avanti, chiaramente dobbiamo vincere tutte le negatività, anche perché se dobbiamo cominciare un nuovo anno di lavoro, ragazzi, qua non ci si ferma più fino all'anno prossimo. Tolti i ponti, i ponticelli, i ponticini, le sospensive, la gente che c'è, quella che non c'è, quella che va via, le produzioni che si fermano, che rallentano, gli impianti che ogni tanto sono sotto pressione, insomma tutte cose che fanno parte del nostro, del mio quotidiano. Poi chiaramente chi fa l'assicuratore ha altri problemi, chi si occupa di consulenza finanziaria avrà tutti i clienti che adesso chiederanno cosa fare. Mettiamo tutto sull'S&P 500, S&P 500, non lo so. Se ci sono tra i nostri amici sostenitori dei consulenti del lavoro, fateci sapere su cosa mettereste i vostri soldini. Sapete che se voi pagate tipo $100.000 al mese, una cifra assurda, Truth, scusate, il social di proprietà di Donald Trump, presidente americano, vi dà delle belle informazioni su come investire il vostro denaro, quindi per essere sicuri di guadagnare con 100.000 al mese, magari ne guadagnate 20.000, e allora valeva la pena di iscriversi. Quindi se volete iscrivervi, robot umanoidi partono da 11.000 euro, ma non col servizio casalingo, per arrivare a 20.000, 30.000, forse 20 è un prezzo medio. Arrivano in Italia, su AliExpress si possono comprare. Se lo ordinate oggi, il 4 di settembre, avrete in casa il vostro umanoide al posto della panda elettrica. Non lo so cosa vorreste comprare, un umanoide o una panda ibrida, la pandina, la pandona quanto costa? 25.000 euro? Bene. Non si sa nulla di John El Khan, dove ha passato le vacanze, è scappato dall'Italia, è scappato da alcuni anni. Molto bene nel frattempo la Barrasso, che mi ha procurato chiaramente un bianchissimo candore in questa crema che andrà a preparare la rasatura di oggi. Io amo le creme bianche, amo il colore bianco, amo il bianco ibis, un colore particolare anche delle vetture tedesche,
il bianco elettrodomestico, guardate che differenza tra il bianco della ciotola e il bianco della crema, c'è differenza ragazzi, sembra di no. Andiamo a preparare, andiamo subito a bagnare il viso perché il viso è un po' asciutto, per stendere questa meravigliosa crema di Paolo Barrasso. Bene, e mentre Radio Club 103, una radio credo milanese, sta diffondendo in streaming le sue musiche che di domenicale hanno ben poco, esiste per voi una musica della domenica? A parte Club Tropicana Drinks Are Free degli UM, di chi era? Fun and sunshine, there's enough for everyone, all that's missing is the sea, ve la ricordate? But don't worry, you can suntan, non preoccupate, ti puoi abbronzare. L'essere abbronzati, tornare negli uffici marroni color mogano era una volta un must per far vedere che si era stati lontani. Più eri nero come uno, vabbè, lasciamo perdere, più vuol dire che avevi dedicato il tempo, la tua pelle al sole, più l'avevi rovinata a rischio di melanomi gravissimi. Sapete che il sole fa malissimo, voi lo sapete questo, no? Vabbè, a parte chi ha nei come me, che il sole proprio non si dovrebbe neanche esporre, infatti non sono particolarmente abbronzato, come vedete. Io in spiaggia ci vado perché abito al mare, praticamente a 2 chilometri c'è la spiaggia, ma non ci vado perché ho caldo. Io col caldo non amo stare da nessuna parte, tantomeno come un pirla, sdraiato al sole come una salciccia. Ieri, tra parentesi, ho preso di salsicce, prezzi folli alla fiera zootecnica della California di Bibbona, in esposizione, mezzi agricoli, animali allevati, e lo stand chiaramente immancabile degli hamburger, delle patate fritte, dove un hamburger fatto da un hamburger classico da Lidl, che costerà 20 centesimi l'uno, non so, sì, una salsiccia lunga come sto pennello, cioè 11 cm,2, uno schizzicheo di Develay maionese, 7 euro. 7 euro una volta si comprava, si mangiava a queste fiere, con 7 euro mangiavi, non dico che bevevi, ma con 7-8 euro mangiavi, bevevi le patatine, la birra. Oggi se ne vanno 11 patatine più birra, più 5 più patatine più hamburger, più birra, 5 euro, uguale 16. Tu direi, cosa sarà mai 16 euro per mangiare? È ridicolo, vero? Ma non è ridicolo il ricarico? Eppure pieno di gente, code che non vi sto a raccontare. Ho girato qualche immagine per provare la mia Osmo DJ ai Pocket Free, ai trattori antichi degli anni 50, c'è un famoso testacaldo del famoso Elio Marmugi, allevatore bibbonese, californese di Livorno, della California livornese, che esibisce a tutto gas, sgasando nafta dal suo comignolo. Ho un video, poi se lo monto magari lo pubblico sul mio canale Andrea Reali, potete andare a vedere personaggi biblici, eclettici, molto bene, da impugnare perfettamente. Guardate come è rimasto bello blu, guardate la differenza di colore fra il blu e il bianco, ma che meraviglia è! Una barba senza lesinare neanche il tempo e la chiacchiera, ma adesso dobbiamo cominciare a pensare anche a raderci, perché ovviamente è passata l'una. Io stamattina ho acquistato il giornale del Foglio di ieri, l'ho acquistato oggi perché esce chiaramente nell'edizione weekend, quindi è lo stesso, non è che sia vecchio, perché ieri non sono stato in edicola, mi sono completamente dimenticato che era sabato, e quindi ho letto qualcosina che poi vi proporrò. Ma nella mia lavagna delle chicche abbiamo purtroppo tragedia. L'altro ieri alla Lumiere, un paese dei Monti della Tolfa, a nord di Roma, al confine, qua da Civitavecchia, insomma il confine quasi con la Toscana, 2 uomini, un quindicenne e un 36enne, sono stati trovati morti il giorno dopo sotto un gazebo, uccisi dal monossido di carbonio creato da un generatore elettrico. Ora, le sagre sono meravigliose, ci si va, io le detesto, vi dico la verità. Ieri a un certo punto sono scappato io quando è arrivata l'orda di barbari coi sandali, con le donne urlanti, con le sigarette elettroniche e i mariti scoglionati 2 passi davanti che non rivolgevano la parola, sono venuto via. Ma attenzione, possono essere anche dei momenti di tragedia. Diciamo una preghiera, nessuno si ricorderà, perché questa è cronaca che viene passata nelle cronache minime dei giornali del centro Italia. Una preghiera per questi uomini morti, per servire proprio questi panini, questi hamburger, per far divertire la gente. Un ragazzo di 15 anni e un uomo di 36. Questo abbiamo detto al prezzo della benzina. Le vongole di Paolo Mieli, sì, perché il noto giornalista del Corriere, penna bianca, che tutte le mattine sentiamo con Simone Spezia a Radio 24 nel buongiorno, andava a mangiare da ristorante Cefalù, scusate, di La Vitro, al quale
non dico personalmente, ma questo faccendiere gli faceva portare gli spaghetti con le vongole già sgusciate, orrore terrificante, ha scritto Ester Viola la scorsa settimana, ma come fai a portare dei cadaverini sfilati? Le vongole vanno mangiate nei gusci, vanno scaldate molto sotto, c'è una ricetta napoletana per come servire gli spaghetti alle vongole, non diciamo fregnacci. Il problema è che a parte le vongole, queste già sgusciate che Paolo Miri pretendeva nella sala del ristorante Cefalù, c'è il problema che ci andava spesso, ma questo non vuol dire nulla naturalmente, Paolo Miri non c'entra nulla con la vicenda Ranucci, il quale è oggetto, la riceverà forse domattina, una bella PEC dove lo manderanno a stendere e gli toglieranno la direzione di Report. Dopo i noti fatti non mi dilungo, verrà sostituito, non si sa da chi, ma verrà incaricato di un'altra mansione, sempre dentro Mamma Rai, o un caporedattore o comunque un incarico, dicono, di livello adeguato, perché certamente essendo un personaggio che merita di avere una ricompensa per quello che ha fatto. Russia secco, pompe di benzina a Mosca, file, chilometri, decine, centinaia di auto in fila che facevano il pieno. Se poi volete riempire le tanichette da portare a casa, la benzina la pagate 3 volte, quindi bella situazione. Putin è arrabbiatissimo per gli attacchi ucraini alle sue infrastrutture energetiche che hanno creato questo disagio ai cittadini russi. Salvini trema, lo vogliono far fuori. Il primo che ha tirato sul ditino è Fontana, governatore della Lombardia, che ha detto for the ball. C'è un gruppo che lo sostiene, dice che è aperto a tutti, Vannacci non si sente, non si sa cosa fare, Vannacci prima l'ha eletto al Parlamento europeo con la Lega, poi Vannacci l'ha mandato a stendere, adesso quasi quasi per salvarsi le natiche è anche probabile che lo riprenda in casa, come i mariti che lasciano le mogli e poi le mogli se le riprendono, no? Perché magari così non sanno, gli fanno anche pena, tenerezza, facciamo anche tenerezza alle volte noi, c'è anche dire, questo sembra incredibile, ma... Bene, Novax a Palermo, all'ospedale Cervello di Palermo è morta una bimba per la difterite, è morta malamente, come cazzo vuoi morire a 4 anni? Perché i genitori Novax non l'avevano vaccinata, hanno detto attenzione ai medici, verranno indagati naturalmente. L'Ovaglio, capo di Monte dei Paschi di Siena, lanciato, avete visto l'altro ieri, una doppia OPS per proteggere l'operazione Monte dei Paschi dagli attacchi dell'OPA di Banca Intesa, e ha lanciato questo OPS su Banca Popolare di Milano in generale con una cedola da 4 miliardi. Nel mondo della borsa il Wall Street Journal ha detto che è una roba assurda, è uscito un articolo, o il Financial Times, non ricordo, che ha schematizzato questa fregnaccia gigantesca. Loro dicono che invece l'unica cosa intelligente che si poteva fare, non mi occupo di finanza, voi che vi intendete sicuramente, che passate le giornate a studiare come vivere di rendita, perché come disse Warren Buffett, se non trovi un lavoro dove guadagni mentre dormi sarai condannato a lavorare tutta la vita, non la vitola, la vita. Bene, Angela Camuso, anche lei, Me Too, io ero andata da Ranucci a chiedere un lavoro avvenente giornalista, non c'è che dire, perché proprio su questo, cari amici, cari amiche, non possiamo dire. E lui in cambio le ha detto che era molto bella nel suo profilo, si presentava molto bene, insomma lei ha preso questa Vans con un tacchinamento, è sdegnata, mi ha detto che ero bella, e allora al Me Too siamo di nuovo alle scarpette rosse, ci avete rotto i coglioni con queste cose qui. Quindi lasciatemi dire, con rispetto per una donna uccisa al giorno, chiaramente, nella mattanza di quelli che non sono femminicidi ma sono omicidi, su questa ragione il generale Vannacci, femminicidio non vuol dire niente, non è previsto nell'ordinamento giudiziario. Quando uno ammazza una persona è un omicida, che sia un uomo è una donna, che sia la donna o l'uomo ad uccidere, facciamo chiarezza. Bene, Merz ha attaccato gli haters perché su Facebook l'hanno chiamato scimmia, traditore e fighetta. Allora chi sui social è stato intercettato? Il cancelliere tedesco, il cancelliere più impopolare della storia della Germania, prenderà dei provvedimenti legali. Io non vado oltre, anche perché ho finito. Questo è il rasoio Legione, eccolo qua, Legio Patria Nostra, che è il detto della legione straniera, rasoio dei Godfellas, regalatomi dall'amico Marco Marotti di Roma, per l'appunto, che saluto con affetto, bellissimo il manico, lucidature che vale la pena di apprezzare sotto luce dell'illuminatore, zigrinatura maestra, base pesante, esposizione che adesso vedremo con una lama. Che lama sarà? Che lama sarà? Sarà una lama giapponese. Quali lame giapponesi noi abbiamo? Le Feder, eccole qua, Feder New Eye Stainless. Eliminiamo il cartoncino, procuriamoci una lama estraendola con questa morbida e semi paraffinata carta che già all'esterno presenta un ottimo tatto
non è una carta qualunque, mi libero solo del manico perché ce l'ho nella mano destra, se no non riesco a scartare. Un po' disco questa Radio Club 103, molta cola peraltro, eccola qui, come si stacca bene questa cola, sentite come morbida ed elastica, abbiamo una tenuta ottima, un piccolo stacco, tac, bellissimo, la scattosità, e abbiamo i punti necessariamente apposti proprio nella finestra dell'apertura che tengono fermo l'incarto di queste lame eccezionali, non li ho mai trovate eccezionali. Abbinata a questo rasoio mi auguro che vadano bene. Andiamo quindi ad allestire il nostro rasoio legione con la nostra Feder New High Stainless e procede la rasatura perché qua il tempo fugge. Abbiamo impiegato già la bellezza, credo, di 10 minuti, se va bene, di prologo, e mi sembrano anche un po' tanti, non abbiamo neanche ancora toccato la barba, quindi per chi vuole giustamente assistere più che sentire le fregnacce della cronaca, andiamo a proporre l'apertura del rasoio e andiamo a raderci, a cominciare dal lato, sentite? E io abbasso un po' questa radio per farvi sentire il canto della Feder, poi al massimo rialziamo, molto bene, un passaggio già dall'idea della pulizia, ragazzi, abbinamento perfetto. Riesco raramente a centrare gli abbinamenti, giro il lato pulito, yin e yang, l'altra parte, the white side of the face, da non confondere con eyes without the face, not of human race, di Billy Idol. Rebel Yell, album stratosferico del 1980, molto bene. Mi ricredo per dire, nel dire che le Feder non sono rami che mi ha mai appassionato. Oggi, non so per quale ragione, forse per aver abbinato. È così difficile trovare gli abbinamenti e ricordarli. Bisogna avere il classico libricino di carta, però, non il file con scritto il giorno tale, mi sono fatto la barba con la crema, ma no, quelle robe lì tutte perdite di tempo, tutte balle. Esiste già il mio video diario, io sono 9 anni che mi faccio la barba, me lo ricorderò da lì con cosa mi sono rasato. Il libricino di carta con una penna con scritto Feder e rasoio legione. Guardate, ve lo metto qua, così almeno se doveste dimenticarvene potete pensare di acquistare entrambe le cose. Il rasoio costa 35 euro, costa mica tanto, le Feder non sono delle lame costose. Accoppiate questo rasoio, fatemi sapere, questo sempre con tutta la modestia del caso, sapete, la mia totale inesperienza nella rasatura tradizionale. E saluto Alex Nurse che mi ha giustamente dissuaso d'ora in avanti a inserire nelle saponi semiduri, come ho fatto con la cella la scorsa settimana, l'acqua cosiddetta di vegetazione alla Mauro di Lernia, perché dice che, questo lo dice Alex, deteriora i saponi, le sue caratteristiche. Grazie del suggerimento. Bagniamo. Andiamo a riprendere il nostro pennello Arbor Vitae Boti Tuxedo 6, ottimo pennello, sentite il ciloccamento, il pennello sta vivendo, l'ho già usato diverse volte, almeno credo una decina, non sono in video naturalmente, almeno 3 sono stati gli utilizzi in recensioni come quella di oggi. Molto bene, la carezza è sempre uno spettacolo, mi piacciono molto 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 i buoni, gli ottimi sintetici, non tutti sono sintetici, sono buoni, non tutti i prodotti sono, nonostante il materiale plastico con cui sono fatti, sono all'altezza di essere chiamati dei sintetici di Rango. Rango non il personaggio dei fumetti, è quello con la pancia bassa che viveva nel West. Molto bene, la seconda carezza, possiamo dire, di questa morbida ed efficacissima Paolo Barrasso mi predispone al secondo passaggio, che è il contropelo. Andiamo poi a eseguire, a presentare poi qualche notizia di giornale, come vi ho detto, promettendovi brevità. Contropelo, lascio cantare
Certo, il suono a mio parere è modesta dimostrazione dell'efficacia di un rasoio. Non che i rasoi silenziosi vuol dire che non taglino, qualcuno direbbe grattano un po', le Feder, oppure il rasoio non dolce. La barba l'ho fatta giovedì pomeriggio, quindi neanche 3 giorni, o quasi 3 giorni, con una Praraso blu in tubo che, devo dire, mi ha lasciato purtroppo molto deluso, perché l'avevo presa inizialmente, come l'ho aperta colava tutta la parte molle. Si deve essere separato il prodotto che dà l'emolienza, la morbidità, la fluidità, tipo dentifricio, diciamo, come ben sapete, e quindi mi è uscita molle come una cagata di piccione, e l'ultima parte dura, secca, che sembra un pennello da pittore lasciato lì 8 mesi, non ben chiuso, che ha difficoltà, fa uscire questa roba un po' stitica. Cosa state facendo, Ludovico Martelli, nelle vostre officine fiorentine? Forse è un lotto vecchio, non so, non guardo mai i lotti di produzione mentre mi rifinisco la parte del mento. Sento ancora una presenza. In particolare qui insisterò. Bene, terzo passaggio. Ecco, c'è da dire che mi aspettavo un pochino più di scorrevolezza della mano sul viso rasato dopo il contropelo. Vediamo questo terzo passaggio. Andiamo a prendere quello che resta, e ne resta nella nostra ciotola Fabergé del profumo che sprigiona la crema di Paolo, che spero bene. È proprio un divertimento, noi siamo fatti per giocare, rimaniamo bambini, intendo noi uomini che ci facciamo la barba naturalmente. Questa volta questa è una caratteristica richiesta, ne parlava in un pezzo proprio Ester Viola oggi, su cosa cercano oggi le ragazze, che tipo di uomo cercano le donne oggi. Però ve lo leggerò dopo, è a pagina 2 del Foglio, me ne guardo bene, devo spoilerare prima di essere completamente sbarbato. Proviamo a riprendere un po' il volume con qualche atmosfera un po' più da barberia, se no questo silenzio è un mortorio, insomma, non si può radersi nel totale silenzio come in una sacrestia. Terzo passaggio obliquo. Sì, si rileva una presenza ancora. Occhio a fare ste robe, questi passaggi trasversali qua nelle curve. Molto bene. Naturalmente va un po' curata la parte della zona baffi, e saluto così Matteo Preda di Shavinglandia. Saluto Gentleman Style, naturalmente saluto tutti gli amici, e un po' che non partecipo, scusate, il caffè dei tonsori su Telegram non l'ho più scritto, sono qui, le notizie le invia attraverso un PDF che ha tutte le prime, fighissimo, un nostro nuovo iscritto. Ritornerò, in questo periodo ho lasciato un po' sciallare, devo dire, all'inizio i miei saluti del mattino, così come saluto Fulvio, saluto Riccardo, saluto Davide, saluto Luca, Fabrizio, Davide con e senza barba naturalmente, Donato Ciniello, l'amico Fabio Cancellieri e Ivan Vargiu, sempre sul pezzo, che ringrazio per i suoi puntuali saluti che rimandano da un'isola
la sua, un continente il mio, siamo molto vicini perché siamo davanti, avessimo la passione tutti e due del CB, caro Ivan, potremmo provare nelle giornate limpide, quando c'è bella propagazione in AM, provare a tirare fuori i vecchi baracchini. Qualcuno di voi usa ancora il CB? Io ci ho provato fino a 5 anni fa, forse 4, dove andavo in giro con la calamita sulla macchina per sentire se le autostrade erano ancora frequentate dai classici camionari che si scambiavano istruzioni. Niente, non si sente più niente, crisi totale, cellulari, tablet, sms, whatsapp, sistemi per comunicare attraverso la rete, quindi perfetti, ma che senso ha? Io posso parlare anche a un camionista che è a Enna, mentre io mi trovo a Busto Arsizio con un'app via internet, sono capaci tutti. Il bello erano i collegamenti con le antenne, con le fruste, vi ricordate, fino agli anni 80, meraviglioso, una passione che mi ha sempre piaciuto e mi ha sempre appassionato, insomma. Quindi se qualcuno ancora ha il CB e ci prova, non dico Ivan di provare perché mi sa che non ci sentiremo, però io ce l'ho in casa, mi manca solo l'antenna perché non ho un balcone, non vivendo neanche in una casa di proprietà, che mi permetterebbe di piazzare una mantova turbo da 7 metri per riuscire a parlare con gran parte dell'Italia, non solo ma anche nelle isole. Andiamo adesso a rinfrescare il nostro viso con l'acqua ancora caldina, andiamo a tirare fuori un blu come il nostro rasoio, quindi in assonanza ai colori blu ministero del Custom Navy di Harbor Vitae abbiamo un asciugamano blu, uno dei miei colori preferiti, vi dico la verità. Andiamo a tamponare, lasciamo un pochino il viso umido come abbiamo sempre detto e andiamo subito a raffare non a rubacchiare, ma diciamo a prendere sopra la lavatrice il nostro foglio quotidiano di ieri. Eccolo qua, alcune segnalazioni brevi, beh sì, vi prometto che sarò breve. Allora andiamo a passare un po' la radio. Domani Schlein, e questo è Salvatore Merlo, vice direttore del giornale, del Foglio intendo. Domani Schlein sarà la segretaria più longeva del PD, anatomia di un aggettivo che un tempo si concedeva alle caldaie. Dice, quindi longevo fino a ieri era un aggettivo che si concedeva per l'appunto alle tartarughe, alle guerre, ai pastori sardi, alle caldaie, e che riferito a una persona vivente conservava sempre un che di condoglianze anticipate. Adesso è diventato il complimento più ambito della politica nazionale, quindi longeva è la segretaria del PD, longevo il governo Meloni, longevo ormai la Repubblica intera, la quale a furia di contarsi i giorni ha finito per assomigliare a quelle che si misurano la pressione ogni ora e la trascrivono diligentemente su un quadernetto a quadretti, quello che vi dicevo, il quadernuccio su scrivere l'abbinamento lama e rasoio. Non vado avanti, molto succoso e divertente il pezzo. Abbiamo, ma quale walk? I problemi a sinistra sono altri. Il PD accanta il professore di Vulturara, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sull'onda di Ocasio-Cortez, l'avvenente americana Dem che ha mandato a fare in culo tutti i teorici del woke e del politicamente corretto, fa la stessa cosa in Italia, appunto fa il verso Ocasio-Cortez, Conte guardando alle primarie, perché è quello che gli interessa. Lia Quartapelle, che è la moglie di Claudio Martelli, proprio lui vice segretario socialista, dice di Conte che scimmiotta il dibattito americano. Conte parla di redistribuzione, dice la Quartapelle, visto il ripensamento sul woke mi sarebbe piaciuto anche quello sulla più grande redistribuzione negativa della ricchezza degli ultimi 30 anni, il super bonus. Lo dice al Foglio la deputata del PD Lia Quartapelle, commentando la svolta anti-wokista che si è intestato l'Ocasio-Cortez di Volturara Apula Giuseppe Conte. Sulle pagine di Repubblica di ieri l'ex premier probabilmente dal lettino di una spiaggia ha scelto di importare l'America in Italia scagliandosi contro la cultura woke. Poi abbiamo, sempre per la parte economica, a proposito di Lovaglio e dell'operazione Ops di Monte dei Paschi, la paziente Agricole. Chiaramente le Crédit Agricole, parliamo sempre dei francesi che vengono a ficcare il naso nei nostri affari, quindi gli piace molto il nostro paese anche se li stiamo profondamente sull'anima. Se è intricata l'operazione Lovaglio e se l'intricata, scusate, io ho gli occhiali ma insomma devo leggere più lentamente. Se l'intricata, ricomincio, operazione Lovaglio andrà in porto, se conterà davvero il mercato, se non ci saranno sgambetti politici e diktat tipo Golden Power, e sottolineo se,
canterebbe Mina. L'azionista numero 1 del nuovo terzo polo bancario sarà il Crédit Agricole, con una quota che potrebbe essere stimata al 15%, ma pronto a crescere, così come ha sempre fatto in patria e in terra italiana. Poi abbiamo questo Bini Smaghi, che economista, ci riporta l'attenzione su questa operazione. Abbiamo l'inflazione di Trump, problemi enormi negli Stati Uniti, ho già accennato a questo dato. Qua si parla dei mercati che temono che l'America monetizzi il suo debito record. Qua parla di vie d'uscita, il record sono 40.000 miliardi di euro, ovvero 40 trilioni di dollari, scusate, naturalmente. Il dato statistico più rilevante pubblicato questa settimana riguarda appunto gli oltre 40 trilioni di dollari del debito pubblico americano, il livello storicamente più elevato di sempre. Di per sé questo dato non è molto significativo se non lo si parametra alle capacità del paese di sostenerne il costo nel tempo, che dipende in particolare dalla dinamica stessa del debito rispetto al prodotto interno lordo del paese e dagli oneri per il pagamento degli interessi, che detto così, per dire Andrea vattene, chiudi tutto, vai a mangiare. Qua è sempre Bini Smaghi che chiaramente ci diletta di queste vicende, non leggerò, occhio che arriverà di nuovo sull'Europa una bella operazione per ripagare il suo debito pubblico, quello del biondo, no? Sempre lui, mentre all'interno troviamo un focus, il paradiso delle sole, qua sono in due a scriverne, uno è oltre ogni ragionevole dubbio, Andrea Minus. Cosa lega Jason Harday? Sapete chi è quel docente di Cambridge di colore con dreads che aveva plagiato, rubato, copiato, insomma si era un po' taroccato il suo curriculum, che poi è stato trovato morto l'altro sabato, l'altro venerdì a casa sua. Quindi cosa lega Jason Harday a Silfrido Ranucci e quindi Cambridge a Pomezia? Qua, essendo Andrea Minuz a scriverne, ci parla di questo spettacolo, oltretutto di Ranucci, voi lo vedete, tratto dal suo libro che si intitola La scelta, che lui ha recensito per sé firmandolo con il nome di un certo Emiliano Cresci. Cioè questo si fa le recensioni da solo, se non aveste colto, e va in giro con questo spettacolo che si intitola Diario di un trapezzista, che è meglio di così, sarà anche un po' tirata, no? Lo vedete qua in bilico tra la carriera e nuove frontiere. Però a Londra, appunto, parlando a proposito del povero docente svilaneggiato e preso come, diciamo, punto di riferimento contro l'antisemitismo dei neri, a Londra, dicevamo, non è così diverso. A poche ore dalla morte, appunto, di Jason Harday, era già stato trasformato da simbolo amministrativo dei programmi DEI, diversità, equità, inclusione, DEI, diversità, esclusione, mamma mia, equità e inclusione, scusate, a icona del Black Lives Matter, la storia del plagio, le fregnacce, l'inadeguatezza per la cattedra di Cambridge, tutto sciolto in un copione razzista, un'altra macchinazione per screditare non i giornalisti d'inchiesta ma i professori neri. Radunate a Trafalgar Square, centinaia di persone scandivano slogan come I am Professor Jason Harday, Stop Racist Media Now, White Lives Matter. Lo hanno ucciso le nostre bugie bianche. Per il sindaco di Londra Sadiq Khan, Harday è stato vittima di una gogna che altri nella sua posizione non avrebbero mai dovuto affrontare solo perché è nero. Quindi siamo ancora alle solite con il colore della pelle, mentre riprende nella pagina successiva il nostro Michele Masneri da Brescia, eccolo qua, il paradiso del sole, eccolo qui, dalla Vitola ad Harday, pagina 3, anzi pagina 5, ai magnati dell'intelligenza artificiale. Allora, nel gergo popolare di Roma, la sola indicava la suola di scarpa vecchia e rammendata male dai calzolai per ingannare i clienti e costringerli a pagare un altro lavoro. Cioè, te la lavoravano male, durava 2 settimane, vedo così devi tornare e pagare di nuovo, che ti hanno rifinato una sola, come si diceva. E quindi parte dallo scatenato Bruno Cortone del Sorpasso, ricordate Vittorio Gassman, no? L'avvocato che gli dava la sua lancia Aurelia in quel giorno di Ferragosto nel meraviglioso film per l'appunto di Ettore Scola, di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata di Domenica Che Barba, che esponeva quel cartello Camera dei Deputati finto sull'automobile, sul cruscotto, per poter sfrecciare e parcheggiare
dove volevo, oppure il leggendario Manuel Fantoni, indimenticata sola di Borotalco, che poi confessa di chiamarsi Cesare Cuticchia. Il metodo report, che ormai era come lo champenois, metodo classico dell'inchiesta affinata in barrique, agiva forse sul suo protagonista dandogli una leggera sbornia. Bollicine millesimate di società civile, chiaro che poi tanti volevano assaggiare quel nettare. Così non c'è solo la vitola nell'estate del self-bomb, si vendemmia anche un vinello di pronta beva, un Beaujolais la vitola, o la vitola, Beaujolais la vitola. I più anziani si ricorderanno il nano ghiacciato, un tragico spumantino degli anni '80 che si erano inventati, credo in Veneto, venduti in bottigliette mignon. Ecco il nano del metodo. La vitola, il wok, poi si dice si è capito, è stata una gran sola, ha contribuito a far eleggere il sola chief Donald Trump, cioè il capo dei sola. Da noi è arrivato molto timidamente, come molti fenomeni di importazione. Non si conoscono infatti professori neri, né maratonetti, né sedentari nell'Accademia Italiana, non parliamo di neri autistici, dove semmai i concorsi sono ereditari, come sempre lo sono stato. E se del resto il walk nasceva dalla campus left, qui da noi che campus ci saranno mai, boh, e chi lo sa, semmai ci sono le Pegaso e gli e-campus, università telematiche, con cui si laureano. Queste meravigliose copertine sono molto umoristiche, queste copertine di chi si è laureato in queste università, a cominciare non solo da quella di Bandecchi, la Unipegaso, come si chiama, non mi ricordo, ex sindaco di Terni, ma tesi raccolte con esami sostenuti online. Qua abbiamo La terra trema eppur si muove, questo è un reportage scritto da una giornalista che si è ritrovata a casa d'origine di sua madre a scrivere Nicoletta Tiliakos, e che parla di Arcuata del Tronto perché alle 3:36 del 24 agosto, domani, di 10 anni fa, quindi del 2016, quando il risveglio della faglia dei Sibillini, che sono i monti della zona delle Marche, cambiò i connotati dell'Appennino centrale. Lei dice: io ero lì in vacanza nel paese d'origine di mia madre, testimone di una distruzione che non avrebbe riguardato solo le vite perdute, le case e la vita materiale, ma l'intero tessuto sociale e culturale di quella parte d'Italia. 10 interminabili anni sono trascorsi dall'esordio della sequenza sismica Amatrice, Norcia, Visso, che uccise 237 persone ad Amatrice e 11 ad Accumuli nel Lazio, mentre ad Arquata del Tronto, nelle Marche, ci furono 48 morti nella frazione di Pescara del Tronto e 3 nel capoluogo, dove era la mia casa. Sembrò un colpo di grazia quando, 18 gennaio del 2017, cioè neanche 6 mesi dopo, durante uno degli inverni più crudeli e nevosi degli ultimi 40 anni, il sisma toccò all'Abruzzo, dove si soffrivano ancora i danni del terremoto che nel 2009, ricorderete il terremoto dell'Aquila, quelli che se la ridevano al telefono, pronti a ricostruire, questo lo dico io, aveva distrutto appunto la città dell'Aquila. Fu quella scossa ad attivare la valanga di Rigopiano, in cui morirono 29 persone, e aggiungo in cui il prefetto Provolo, così si chiamava, fu scagionato dalle sue responsabilità. E qui vado oltre. Nell'ultimo anno si dice ci dice l'autrice di questo pezzo, più di 1300 nuclei familiari hanno fatto rientro nelle loro case. Ne rimangono in attesa 8700. Questa è l'Italia che trema, è l'Appennino centrale, dove c'è ancora una resistenza di chi dice c'è vita nel cratere, questi che pensano ancora che nell'Appennino si possano comprare case a poco perché si può vivere alla grande con aria buona, da non perdere solo per l'avvenenza della nuova identità, che è nuova per noi, ma lo sapeva benissimo il presidente Trump, la nuova sua collaboratrice Natalie Harp, qua la vedete scendere leggiadra dall'aereo ed era presente quando Trump, lasciando in segreto dentro un container il vertice di Ankara, questa gentile donna di cui Trump dice è l'unica che mi vuole bene. Vedete, lo capisco anch'io, vorrei bene anch'io a una così. Qui Casa Bianca, catalogo delle favorite e delle ripudiate da King Dong, perché Donald ogni tanto le fa anche fuori le sue collaboratrici, e quindi è stata tagliata la testa da Kristi Noem a Pam Bondi, da Tulsi Gabbard a Caroline Leavitt. Qua abbiamo le due
parte dell'amministratrice, parte dello staff presidenziale, per l'appunto Cristinonne Pambondi. Sceglieva sempre brutte, in effetti devo dire, sempre delle donne inguardabili, l'occhio basse, tacchiate. È interessante il paginone perché è da vedere, insomma, è da leggere più che altro, da indagare, da capire di come si fa politica con i social e con il fascino degli altri, in questo caso di avvenenti signorine. Io non andrei oltre perché non ho isolato nient'altro, ma volevo leggervi, perché ve l'ho un po' promesso, questa piccola letterina di Ester Viola, che si trova nella spalla a pagina 2 del Foglio. Sono finiti i buoni. Allora io però prima mi faccio l'aftershave e poi vi leggo questo pezzo. L'aftershave naturalmente Paolo Barasso, perché Paolo Barasso, yes, per me il numero uno, si può dire uno dei grandi prodotti, questo profumo da barba, anche utilizzato naturalmente in prima battuta come aftershave, dalle tonalità molto vermutiane. C'era necessità, il viso in questi 10 minuti di lettura, non so per quanti vi ho intrattenuto, avevano di fatto molto seccato il viso. Non fate come me, non datevi il dopo barba così tanto tempo dopo la rasatura, perché la pelle potrebbe venire a patirne. E in questo bagno, dove la sapiente formula, io lo adoro, si asciuga all'aria all'istante, oltretutto non è come alcune after che hanno bisogno di più tempo, e quindi proprio perché mi asciuga molto in fretta la mano e quindi posso prendere in mano quanto prima il foglio e continuare nella lettura del pezzo su che cosa vogliono le nostre donne o le donne dei nostri figli, insomma chi viene un po' prima, un po' dopo di noi, scusate, o perlomeno dopo di me. Allora, le donne sempre più esigenti a caccia di bravi ragazzi educati e con qualche soldo, che sono merce rarissima. Perché nella vita trionfano le canaglie? Come mai il bravo uomo non è mai venuto di moda? Nel diario degli errori, saccheggiatissimo in questa rubrica estiva, c'è un appunto spassoso di Flaiano ad avercene, che è un'eccellente approssimazione del come stanno, oppure come stavano le cose. Chi non suscita né simpatia né compassione è l'uomo medio, onesto e senza grandi inclinazioni al male. L'uomo che lavora per tirare avanti, detto tra virgolette, che mette su famiglia e la mantiene. L'uomo medio è antipatico. Per diventare simpatico bisogna comportarsi da canaglia, per farsi amare bisogna farsi mantenere. Questo è il punto. Tra i pochissimi successi generazionali del millennio c'è il porco balordo tanto intelligente che non è più interessante come una volta. Armate di questa nuova consapevolezza, le ragazze si dicono: pigliamo subito il bravo Cristo, datecelo, non commetteremo più lo storico errore, basta sfracellarci per amore, non è il sentimento maiuscolo quello, ma l'adrenalina della sottrazione. Pensate un po', il buono quando è poco sembra ancora più buono. E con questo vi saluto, auguro a tutti voi una felice domenica, in quelle giornate ancora luminose, da Andrea, e da domenica che barba! Ciao!